Amici di Directa Sport, un cordiale buon pomeriggio dal stadio comunale di Pozzomaggiore per la 26esima giornata del campionato di eccellenza a Sardegna. In campo il Bosa e il Guspini. Dal Bosa ancora tra i piedi di Unali, poi c'è il lancio a cercare il numero 21 Marco Carboni, palla in mezzo e arriva l'autorete. Arriva l'autorete del Guspini, l'autore della sfortunata rete è il numero 3 Alessandro Ibba. Bello il traversone di Marco Carboni, pallone raso a terra. Movimento in area del Bosa, non si può ancora calciare secondo il direttore di gara. Arriva adesso il fischio del signor Mairani, anzi no. Eccolo, il calcio di punizione, Malandra, ancora a giro e arriva la rete, il pareggio del Guspini, bella calcio di punizione a girare, formazione del Guspini, dai suoi piedi è partito il traversone che ha permesso di conquistare il pareggio con il colpo di testa di Federico Ucheddu nella prima frazione di gioco. Malandra, pallone in mezzo, colpisce di testa Ruben Cecco, l'assenza del suo allenatore bomber Salvatore Carboni, un punto che permette comunque di proseguire la striscia di risultati positivi. Attenzione intanto con il Guspini che trova la rete al minuto 49esimo, Guspini dunque in vantaggio a fine gara, a mettere a segno il numero 8 Bruno Floris. Dunque lo vedete con le immagini del nostro Fabio Madau, viene a festeggiare in panchina con mister Marco Piras. Sono davvero 3 punti d'oro per la formazione del medio campidano, che arresta intanto la corsa del Bosa che arrivava da 2 vittorie consecutive.